Ben trovata Maddalena, non ti vedo neanche sudata, fresca fresca, neanche un pochino. Poi dobbiamo ricordare anche quell'altra cosa, dopo che finisce. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io adesso leggerò questa gobula che ha scritto il poeta Nino Fuis, Nino Fuis, che è qui presente. Grazie per essere qui, e ha scritto questa gobula proprio per noi, per il mio gruppo, e io sono fiera di leggerla, spero di essere all'altezza e niente, vi invito ad ascoltarla e nello stesso tempo vi invito anche ad assaggiare il nostro ghisato che vi porterà senz'altro fortuna. Grazie. Aiù, pene arughisato, è un invento di capita, fatto un pari alla morrita. Ludi data riviotto, chi badendi a passo e a trotto, in consumo sareso, fendi bari un arriso. Ed ogni anno a dito dento, cava tunna nell'invento. Lughisato a combità, ragazzi mi voti c'ha. Mica è buono e assai ricchito, magna con buon appetito. Vega si romagna a fura, ma si musa di se carriura, ma si puro ed agnoni, vedo i grasso e di riboni, l'importante che si aggarri, che ti ripeti a ribarri, ma si rimossi sottossi, andani che marasolfi, ma si assai sosauriti, tieni ringhi un bei riditi. Proprio che i creaturi, che ne avvalta i futtiduri, proprio che i salienti, che i nuovi presenti, michi vieni assintati, come in tipo vari marati, lasci invece alla terra pare in tempo di guerra. Tutti canti in fila, vega tossa e vega tira, ville masci e masciottoni, e cappelli di buttoni, vinne asciutti e triccia driccia, e ganappe suriciccia, e pure Ioannino, Cabimano e Chintivino, Luisato senti bocca, ai si tende si ritocca, Patassanni due cucciari, parabressa foramari, pare che non torriareno, Giovanni poni ruvreno, e a guarda una subogu, vai io non rusogu, si soffaini di va, e intanto barabà, i sattini il loro, già t'arrivi a ragazzoro, e ti rabarei a gudì, appetito Giovanni, ma che l'hai comprovato? Io veni a rubisato. Grazie a Maddalena e grazie naturalmente a Nino Fuis che ha scritto queste straordinarie parole dedicate a un piatto semplice, umile ma importante, buono. Approfitto anche della presenza di Maddalena perché su questo palco 2 anni fa c'era una persona. È una persona a noi molto cara, ma cara soprattutto anche a Sassari, perché ci ha dedicato tante bellissime canzoni che cantava con allegria, col cuore, e noi lo vogliamo ricordare in questa piazza proprio con allegria come era lui, Giovannino Giordo. Ciao se ci vedi, e grazie a voi. Grazie Maddalena per queste semplici parole per ricordare una grande persona che era Giovannino Giordo. Terzo ballo, sempre e ultimo, poi potete andarvi anche a cambiare. Paolo Cano è pronto, il ballo qual era? Balla Passu e con questo Associazione Folclorica Tattari.
Lo sapete che l'applauso si è sentito molto di più adesso?